Al club azzurri di Monpiano si affrontano nel big match del massimo campionato Brescia e GSM Verona, ovvero capolista e seconda in classifica, distanziate di 4 lunghezze. Spalti gremiti al club azzurri, presenti anche il presidente dell'Asso Calciatori Damiano Tommasi e Susanna Camusso. La formazione scaligera giunge in terra bresciana con un'emergenza infortuni senza precedenti. Fuori Gabbiadini, Ökstrom, Salvai, Baldo e Marconi. In campo dal primo minuto, assieme ai resti delle campionesse d'Italia in carica, anche le due primavera, Pasini e Nichele. L'avvio del Brescia è terrificante, con Bonansea che da 2 passi coglie in pieno la traversa. Subito dopo Sabatino va a scheggiare ancora la traversa con sfera che termina sul fondo. La risposta del Verona è nei piedi di Federica Di Criscio che su calcio piazzato dalla distanza chiama Marchitelli alla deviazione in angolo. Le gialloblu potrebbero far male con la punizione dal limite che si rivela non irresistibile da parte di Ledri, ma Marchitelli si rifugia ancora in angolo. Sulla ripartenza il Brescia passa in vantaggio con Elisa Mele che riceve il passaggio filtrante e batte Harrison con un perfetto pallonetto. Le gialloblu non riescono ad arginare le folate offensive delle lombarde e dopo una ghiotta occasione fallita da Sabatino tocca all'ex Cristiana Girelli gonfiare la rete scaligera con un colpo di testa che non lascia scampo alla scozzese Harrison. Portiere gialloblu che si esalta poco prima del riposo andando a deviare in angolo il tentativo di Bonansea. A GSM Verona, sfortunato sulla conclusione di Tatiana Bonetti con sfera che coglie il palo interno, danza davanti alla porta senza trovare nessuna gialloblu alla deviazione vincente. A tempo scaduto Bonetti, ben imbeccata da Fuselli, questa volta inquadra bene la porta e mette dentro il pallone che riapre il match. Si va così al riposo con il Brescia in vantaggio per 2-1. In avvio di ripresa sugli sviluppi di un calcio di punizione, la terza con un rasoterra non trova lo specchio di porta. Michela Ledri si ritrova un pallone d'oro in area, ma quando riesce a concludere Marchitelli è ben piazzata. Sul fronte opposto Girelli da 2 passi spara a botta sicura, ma Harrison blocca. Il duello tra la numero 10 bresciana e il portiere scozzese del Verona si ripete anche al 20° con l'estremo difensore che risponde in angolo. La giovanissima gialloblu Veronica Pasini prova senza esito ad impensierire Marchitelli. Le gialloblu tengono discretamente il campo ma calano negli ultimi minuti favorendo i tentativi bresciani. Sul calcio d'angolo battuto dalla neoentrata Cernoia, Cristiana Girelli salta più in alto di tutte incornando a rete il pallone del 3-1 che chiude virtualmente il match a 7 minuti dal triplice fischio. Seppure in formazione d'emergenza le gialloblu hanno offerto una prova di carattere tenendo in bilico il match fin quasi al termine. Il 3-1 sancisce virtualmente il passaggio del tricolore dalle maglie giallo-blu a quelle bianco-azzurre, anche se tra le veronesi c'è un pizzico di rammarico per non aver potuto giocare il big match con tutto il proprio potenziale. Rimane tutto aperto per la qualificazione Champion, si deciderà tutto nei prossimi scontri diretti, a partire da sabato prossimo quando in via Sogare arriverà il Mozzanica.